Veneto Agricoltura partecipa quale partner al progetto europeo Life Aqua, che intende dimostrare soluzioni innovative per l'applicazione della deroga ai nitrati a livello italiano. Nell'azienda pilota dimostrativa Diana sono presenti le azioni 2 e 3 del progetto. Il progetto infatti è costituito da un'azione 1 che intende dimostrare soluzioni per ridurre l'azoto nei reflui agendo sulla reazione degli animali. E l'azione 2 invece intende trovare soluzioni per distribuire in modo frazionato ed efficiente nel terreno i liquami e quindi ridurre le perdite favorendo l'assorbimento da parte delle culture, anche utilizzando la copertura continua del terreno e mais ad esempio a ciclo lungo. L'azione 3 invece, a valle di tutto il sistema, intende intercettare l'azoto ancora disponibile alla lisciviazione, non utilizzato con le azioni, non sottratto mediante i miglioramenti delle azioni N2 attraverso l'utilizzo di fasce tampone. Si intende valutare con questa azione 3 se le fasce tampone riescono a intercettare quell'azoto residuo ancora nel terreno. Oggi è stata fatta una giornata dimostrativa nell'ambito dell'azione 2, dimostrando come ci sono già attrezzature sul mercato in grado di distribuire in modo frazionato ed efficiente, interrandolo, il liquame in mais in copertura. Quindi in questo modo si riesce a non distribuire tutto il liquame in un'unica soluzione, esponendolo per più tempo e in condizioni anche senza cultura, e quindi si riesce ad aumentare notevolmente l'efficienza di utilizzo dell'azoto. Questa giornata dimostrativa è inserita nell'ambito di un ampio progetto europeo, un progetto Life Plus, un progetto di natura ambientale che tende a dimostrare come sia possibile nell'azienda zootecnica e anche sul terreno, quindi nell'azienda agricola, come sia possibile da un lato ridurre le escrezioni, quindi la produzione di azoto non utilizzato dagli animali, e dall'altro questo azoto di origine zootecnica utilizzarlo al meglio in campagna attraverso una serie di pratiche agricole virtuosi, quali l'interramento dei reflui, la distribuzione nei momenti opportuni e l'uso anche di colture che siano in grado di utilizzare al meglio questo azoto. È un progetto piuttosto ampio perché si svolge in tutto il bacino padano, quindi ha una portata di un certo rilievo, e Veneto Agricoltura è un partner di questo progetto che è coordinato dal CRPA, il Centro Ricerche e Produzione Animali di Reggio Emilia. Le ditte che presentano invece i sistemi di distribuzione del liquame con il serbatoio, abbiamo 3 livelli di tecnologia. Quello più basso è quello presentato dal progetto Riduca Reflui. Si tratta di una piccola botte di 15 quintali che ha la possibilità di distribuire il liquame in quantità dovute anche nelle fasce tampone boscate o nei filari delle viti o degli arboreti, in modo tale da aumentare la superficie di distribuzione e anche il tempo disponibile per la distribuzione dei liquami. È un'attrezzatura che può essere utilizzata con scarsissime potenze, massimo 50 cavalli, e è una macchina tipicamente caratteristica della piccola azienda. La seconda ditta, che è la ditta Vendrame, propone un carro distributore con delle ancore per fare la sarchiatura e nel contempo anche la distribuzione di liquami in copertura su mais. La macchina è un po' più evoluta perché ha un serbatoio di 40 quintali, 4 metri cubi, e delle ancore per la distribuzione a 6 file. L'attrezzatura è, diciamo, caratteristica adatta per la piccola media azienda, mentre macchine meno
meno aziendali e più comprensoriali sono quelle che sono proposte dalla ditta Challenger con il Terragator, in cui si propone il trattore porta attrezzi di 300 cavalli di potenza, con i sistemi di sterzatura multipli e congegni elettronici al top delle possibilità, abbinate con varie barre di distribuzione in modo tale da poter distribuire il liquame sia su mais, ma anche su frumento, su colture a prato e su terreno nudo. Quindi quelle che vengono presentate sono 4 tipi di barre, una che funziona su mais con distribuzione in superficie, l'altra su mais con distribuzione interrata e le altre 2, una su prato e l'altra su terreno nudo con residui colturali. Sono queste macchine piuttosto complesse, piuttosto costose, quindi adatte a un utilizzo comprensoriale oppure a impianti di produzione di biogas con una superficie notevole. Ancora una volta Veneto Agricoltura a servizio dell'imprenditoria e soprattutto dell'agricoltura. Qui a Bonisiolo, nel centro di Ana, stiamo oggi sperimentando un qualcosa di particolare che abbiamo portato a compimento nel corso di questi giorni, di queste settimane. Una microirrigazione particolare al fine di poter risparmiare ancora una volta e cercare di dare reddito alle aziende. L'attività particolare di Veneto Agricoltura basata sull'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione, ma soprattutto il recupero del liquame.